primo derby pugliese del 2026 con due squadre che intendono partire con il piede giusto nel girone di ritorno. Dal Pala Panzini di Giovinazzo un buon pomeriggio da Gianluca Valente. Si riparte con Defender Giovinazzo Itria per quel che riguarda il primo appuntamento ufficiale della Serie 2 Elite con il girone B che si appresta a disputare la giornata numero 14. E subito un match di quelli belli interessanti, soprattutto per quel che riguarda la Puglia. Uno dei derby più attesi, soprattutto negli ultimi anni, tanti confronti, tante gare avvincenti tra Defender Giovinazzo e Itria, e anche oggi ci sono tanti spunti da cui ripartire in questo primo impegno del 2026. Squadra in campo da pochissimi minuti, saluti di rito. Noi ne approfittiamo per andare a leggere le formazioni a disposizione dei due tecnici. Giovinazzo che si schiera con la notte, Rotunno, Fanfulla, Di Fonso, Cutriglieli, Di Benedetto, Marolla, Palumbo, Greco, Tanche, Divanei e Di Capua. In panchina il tecnico Gustavo Menini. Risponde l'Itria con Palazzo, Punzi, Baccaro, Bruno, Ferri, Segovia, Borselli, Foppa, Semeraro, Laddomada, D'Aversa e Soleti. Una squadra che è ovviamente guidata dall'allenatore e giocatore Bruno da Silva. Ovviamente quando Bruno è in campo, un valido riferimento del suo vice Giuseppe Convertini, che guida oggi dalla panchina la compagine giallo-rosso-blu. Coppia arbitrale formata da Giulio Fantino della sezione di Savona e Luca Di Battista della sezione di Avezzano, mentre il crono è Sergio Antonio Di Gregorio della sezione di Molfetta. Turno numero 14 di Serie 2 Elite che è cominciato ieri sera con i due anticipi. Vittoria del New Taranto 6-3 sul campo dell'Italpol e poi la vittoria larghissima 23-0 della Lazio sul Soverato, che ovviamente fa paventare qualche piccolo problema per la compagine calabrese. Risultati che hanno portato la Lazio ad agganciare il Sulmona al secondo posto a 28 punti, segue il Taranto a 27, guida come sempre il Benevento a quota 33, rimane poco sopra la zona play-out il Soverato con 15 punti in coabitazione con il Cusmolise, oltre a Defender Giovinazzo Itria. Alle ore 16 partono anche Cusmolise, Benevento e Sulmona Mascalucia, mentre alle 17 sarà la volta di Canicatica di Futura e Città di Melilli Academy Pescara. Si parte in questo momento al Pala Panzini con Defender Giovinazzo Itria. Andiamo a vedere quelli che sono i quintetti iniziali del match. C'è Di Capua tra i pali, stavolta non parte la notte, titolare. Poi con il 23 Palumbo, con il numero 84 c'è Divanei, con il 10 Di Fonso e con il 51 Luca Stanche. Risponde l'Itria con Palazzo tra i pali, poi con il 2 Punzi, con il numero 10 c'è Segovia, con, attenzione, subito Tanche a contatto con Punzi, tutto regolare. Completiamo il quintetto dell'Itria con Segovia con il 10, con il 22 D'Aversa e con il 6 Bruno da Silva. Giovinazzo sesto in classifica con 22 punti, cammino fatto in 7 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte sino ad ora. Squadra che nell'ultimo turno del 2025 ha perso in casa 3-1 contro la Cadi Futura. Un fattore da mettere anche in segno positivo in prospettiva 2026 per i giovinazzesi. Squadra che ha perso ben 3 volte in casa. Di solito il Pala Panzini storicamente è stato un fortino per i biancoverdi del presidente Carlucci. Squadra che ha perso non solo con la Cadi Futura ma anche con la Lazio e con il Sulmona, partite tirate che però alla fine hanno portato 0 punti, anche anticipato da Punzi, capitano, maglia numero 2. Itria che deve fare a meno dell'indisponibile Ricci. Questa è una costante, una squadra che nel giro d'andata è stata bersagliata da continue assenze, squadra che a mio modestissimo avviso
non può essere rappresentata dalla classifica attuale, si può fare sicuramente meglio. Tentativo di Ricci, bloccato da Di Capua. Sul fronte opposto Giovinazzo che deve fare a meno di Capitan Piscitelli. Oggi infatti fascia affidata a Stiro Di Capua. Piscitelli immediato un problema di natura muscolare, lo abbiamo visto anche provare in fase di riscaldamento. Ovviamente anche le primavere contano e quindi meglio non rischiare il mese di gennaio che comunque riprende a pieno regime. Segovia, il diagonale chiuso in calcio d'angolo da Di Capua. 2 minuti e 2 secondi trascorsi, nel frattempo Pala Panzini, sempre 0-0 tra Defender Giovinazzo e Itria. Segovia, palla in mezzo, Punzi anticipato ancora e poi arriva il palo. Primo pericolo per la porta di Stiro Di Capua con il diagonale che è andato a stamparsi sul palo da parte di Riccardo Punzi. Segovia, D'Aversa, ancora Segovia, talento da vendere per Segovia, giocatore che dal punto di vista balistico ha pochi eguali nella sua categoria. Davvero un impatto impressionante il campionato italiano, capace di mettere a segno tanti gol nel girone d'andata. D'Aversa, apertura, tunnel su Palumbo, poi la trattenuta e l'arbitro giustamente va ad assegnare il cartellino giallo ai danni di Palumbo, che forse si lamenta per quella che è probabilmente la prima azione fallosa commessa. Così è, visto che è il primo fallo assegnato in questa partita. Subito un cartellino giallo ai danni di Alessandro Palumbo. Bella la giocata da parte di D'Aversa, che sembra essere lui incaricato di battere questo calcio di punizione. Fischio del direttore di gara, palla respinta e poi ancora il palo di Segovia. Secondo legno per l'Itria. Respinta con il petto da parte di Di Capua sul tentativo di D'Aversa e poi cercato di giustezza Segovia di mettere il pallone in rete. Pallone respinto dal palo, ancora Bruno dalla distanza, deviazione di Divanei, non la controlla Di Fonso, rimane in proiezione offensiva la squadra ospite. D'Aversa, ancora tentativo chiuso. Si ritorna dalle parti di Bruno che è tornato in campo nella parte finale del 2025. Lui che nella prima parte dello scorso anno ha rimediato l'infortunio al crociato e quindi l'intervento, la riabilitazione e poi il ritorno in campo da parte del condottiero, dell'anima, allenatore e giocatore, ma vero e proprio leader, quello che è il progetto Itria ormai da tantissimi anni, quel di Cisternino. Per lui Segovia, proiezione di Segovia, pallone di un soffio fuori. Dicevamo, quando parte questo giocatore bisogna davvero stare molto attenti. Buona progressione, ottima forza fisica nelle gambe, soprattutto una precisione nel tiro fantastica. 14 gol in stagione per lui sino ad ora, quindi sopra media. Punzi, subito contatto tra Cutrignelli e Bruno, neo entrato in campo Nicola Cutrignelli. Ovviamente ci si aspetta molto in questo giro di ritorno da parte dell'ex Global Work Capurso. Divanei, Tanche, tra 4 avversari, Di Benedetto, anche lui in campo da pochi secondi. Cutrignelli dialoga con Tanche, si lamenta con il direttore di gara per una presunta trattenuta da parte del entrato Foppa. Arbitro
Signor Di Battista che dice a Cutrignelli di proseguire. Bruno, Segovia, fermato da Divanei, bella la giocata, penetrazione centrale, apertura sulla destra per Foppa. Di Benedetto su di lui, arriva il raddoppio di Divanei, rimessa Itria. Fuori Segovia, dentro Ferri con la maglia numero 9 per l'Itria. Bruno, pressato, Foppa poi alleggerisce in una zona dove non ci sono compagni. Gli arriva il time out chiamato dalla panchina del defender Giovinazzo, ci fermiamo anche noi. Squadre tornate in campo dopo il timeout chiamato da Gustavo Menini. Evidentemente aveva intravisto qualcosa che non andava a genio con l'Itria, che in questi primi quasi 5 minuti di gara si era fatta preferire in zona offensiva, colti anche 2 pali. Vediamo se cambia qualcosa dopo il tempo tecnico. Cutrignelli, Tanche, scucchiaia in avanti, pallone sporcato, arriva Di Benedetto ad anticipare tutto e tutti all'indietro, pallone per Tanche. Di Benedetto, trasmissione errata da parte del 51 e quindi occasione persa in zona d'attacco per il Giovinazzo. Ancora Puzzi, arriva la chiusura di Divanei. Foppa mette giù un pallone non semplice, lascia sul posto di Benedetto, il tentativo termina fuori di molto. Forse ha cercato di dare anche una traiettoria arcuata al pallone, il pallone però è andato fuori dritto. Divanei, fendente verso Fanfulla, capisce tutto Palazzo che rimette in gioco i suoi dalle retrovie. Ferri va in difficoltà, raddoppiato in maniera fallosa secondo Fantino e quindi arriva la seconda infrazione del Giovinazzo. Fuori Bruno e Punzi, dentro nuovamente Segovia e anche Semeraro con il 13. Ferri, pallone sporcato da Cutrignelli, possesso sempre in favore dell'Itria che deve però gestire il pallone ancora nella propria tre quarti campo. Semeraro, Foppa in avanti verso Ferri che fa andare il pallone ma poi scivola al momento in cui doveva ripartire di slancio e quindi nulla di fatto per gli ospiti. Cutrignelli, pressato proprio da Ferri. Divanei, cade Divanei, occhiataccia all'arbitro, tutto regolare. Cutrignelli con l'esterno per Divanei, pressione di Foppa, ancora Divanei, apre verso Di Benedetto, pallone che termina in fallo laterale. Semeraro prova ad accelerare i tempi, Di Benedetto d'astuzia tocca il pallone, arriva l'arbitro, mettere in chiaro un po' di situazioni.
Segovia capisce tutto di Vanei, protegge il pallone, spinta di Semeraro ai suoi danni, calcio di punizione già battuto. Cutrignelli dalla distanza e poi il tap-in di Fanfulla. Giovinazzo in vantaggio, in gol Flavio Fanfulla dopo 6 minuti e 42 secondi di gioco. Seconda rete in stagione per Fanfulla. Bravo a seguire sempre l'azione. Cutrignelli ha probabilmente colto di sorpresa il giovane Palazzo. Un tiro praticamente scoccato da centrocampo. Non trattenere il pallone, alla fine il risultato determinante. Probabilmente una deviazione sopra la traversa avrebbe evitato guai maggiori, guai che sono arrivati con il tap-in di Fanfulla, che quindi sblocca il risultato con il Giovinazzo avanti probabilmente alla prima vera occasione di questa partita. Itria, ricordiamo, 11° in classifica con 13 punti. 4 vittorie, un pareggio e 8 sconfitte. Squadra che aveva chiuso in maniera positiva il 2025 con la vittoria 6-3 a Soverato, dopo un periodo di 4 gare senza vittorie. E adesso si riparte in salita per la squadra di Bruno. Che dopo aver cominciato meglio dell'avversario, giustificato anche dai 2 legni colpiti, adesso si ritrova a rincorrere la rete di Fanfulla. Partita apertissima. Segovia per l'Addomada. Chiuso da Cutrignelli. Tocco ultimo del 17. Segovia. Lotta con Di Fonso, altra chiusura da parte dei giovinazzesi dentro l'Addomada con il 18, altro giocatore di enorme talento, ha avuto tanti problemi di natura fisica nel girone d'andata. Foppa, Segovia, lascia sul posto Di Fonso, non Cutrignelli, ma non avanza l'Itria. Semeraro, D'Aversa lascia sul posto di Benedetto, D'Aversa sbaglia tutto, D'Aversa con l'Addomada tutto solo sul secondo palo. Già recuperato palla all'Itria, lo stesso fa Di Benedetto su Semeraro, fendente deviato da Palazzo in calcio d'angolo. Di Fonso la battuta del corner. Palla in mezzo, né Fanfulla né Di Benedetto ci arrivano con la testa. Pericolo scampato per gli ospiti che ripartono da Segovia. D'Aversa. L'Addomada, poi ancora D'Aversa. Cerca in avanti l'Addomada, pallone troppo alto. Gioco semplice per Di Capua che ha già servito nell'altra metà campo Di Fonso. Supera Semeraro, poi Di Benedetto. Bello il tiro, c'è stata deviazione, sarà calcio d'angolo. Tornato Punzi in campo. Di Benedetto non colpisce bene il pallone, facile per Palazzo questo disimpegno. Pressione ancora altissima da parte del Giovinazzo che cerca di non far ragionare gli avversari. Segovia, pressione di Di Fonso, positiva con lo scarico che ha favorito Cutrignelli, apertura ancora per Di Fonso. Di Fonso dalla destra, tentennato troppo, c'era Tanche solo da servire.
arrivata la chiusura di Punzi. Divanei, pallone a fondo campo, sembra aver sortito gli effetti sperati il time out di Menini. Dopo il tempo tecnico la squadra ha cambiato registro. Ancora Tanche per Cutrignelli, il pallone troppo lungo, tocca lo stesso Cutrignelli che poi forse in maniera assolutamente involontaria ha anche toccato il volto di Palazzo e quindi ci si ferma per sincerarsi delle condizioni dell'estremo difensore dell'Itria, in primis Cutrignelli. Mentre Convertini dialoga con D'Aversa, la domada supera Divanei, poi il suo tiro termina di molto alto sopra la traversa. Di Fonso controlla a seguire, pallone a fondo campo. Nel frattempo c'è stato il fallo di Tanche ai danni di Segovia, terza infrazione defender Giovinazzo quando siamo al minuto numero 9 del primo tempo. Suona la sirena, gioco che riprende, c'è da sistemare sicuramente il tabellone. Nel frattempo Tanche gestisce il pallone, apertura per Divanei, non trattiene Palazzo e arriva il 2-0 da parte del defender Giovinazzo con Divanei. Proteste da parte della panchina dell'Itria. Probabilmente per suono dalla sirena che era partito, seppur involontariamente. Forse per Convertini questa situazione ha creato un po' di disagio, un piccolo inganno fortuito verso i giocatori dell'Itria. Sta di fatto che il gioco è proseguito, è arrivato il gol di Divanei. Si riparte dal 2-0 in favore dei biancoverdi. Per Divanei si tratta della quarta rete stagionale in campionato. Tanche, Divanei cerca in avanti Palumbo, lo trova, ottimo l'aggancio, pallone che tocca la base esterna della porta. Bruno, adesso serve la reazione da parte dell'Itria, sotto di 2 gol, sbaglia tutto D'Aversa, Di Fonso intercetta, serie di finte, palla in mezzo, allontana Bruno adesso che fa carambolare la sfera sulle gambe di Tanche. Dicevamo, siamo a metà del primo tempo, arriva il time out chiamato dall'Itria al prossimo possesso. Penetrazione di Bruno che poi preferisce ripartire dalle retrovie. Segovia, D'Aversa, Bruno ha spazio, alza la testa l'italo-brasiliano. Punzi per Segovia, si sistema il pallone, la puntata respinta da Palumbo, poi Di Fonso si allunga il pallone in fallo laterale, ma si tratta di calcio di punizione in favore del defender Giovinazzo. Fallo di Segovia secondo Di Battista. Divanei sbaglia il controllo, rimessa laterale per il quintetto ospite. Segovia prova l'elastico, poi si allunga il pallone, uscita sicura di Capua, lancio in avanti verso Palumbo a metà strada tra Palazzo e D'Aversa, pallone fuori. Altre proteste da parte della panchina dell'Itria. Chiamato il time out, doppio possesso, il time out non è arrivato. Ancora Tanche, pallone a fondo campo e adesso finalmente arriva il time out chiamato dalla panchina dell'Itria. Ci fermiamo anche noi.
9 minuti 27 secondi, questo è il tempo che manca alla fine del primo tempo. C'è ancora tantissimo da giocare qui al Pala Panzini di Giovinazzo, con i padroni di casa avanti 2-0 sull'Itria. Decidono per il momento le reti di Fanfulla e di Vanei, con un'Itria che non ha ancora ingranato la marcia giusta per reagire ai 2 gol subiti. Di Vanei, Di Fonso, ancora Di Vanei, sale la pressione di Segovia, così come di D'Aversa su Palumbo. Incrocio Bruno Di Vanei, calcio di punizione in favore del Giovinazzo. Terzo fallo per l'Itria, così come 3 commesse dal defender. Di Vanei. Palazzo anticipa Tanche per poi lanciare in avanti verso D'Aversa. Prova in qualche maniera a tenere in campo il pallone, non ci riesce. E allora sarà la volta di stiro di capo a servire Di Vanei. Di Fonso. Bella la giocata su Bruno, così come su Punzi. È partito Di Fonso, trattenuta evidente da parte di Bruno, che inevitabilmente si prende il cartellino giallo. Che giocata da parte di Berni Di Fonso. Quarto fallo Itria, attenzione, altro fattore da tenere in considerazione. Tanche sul punto di battuta. Cutrinieri centralmente sembra essere il possibile destinatario di questo pallone. Di Vanei, Cutrinielli, centra in pieno Bruno, Palumbo in copertura. Di Capua, per il più vicino Nicola Cutrinielli. Di Vanei, Tanche, Cutrinielli, Di Vanei. Sale la pressione da parte del quartetto di movimento avversario. Tanche svirgola il pallone, recupera Punzi, che serve Segovia. Bella palla illuminante per Punzi, che si divora il 2-1. Grandissima giocata di Segovia. Pallone che sembrava destinato a Bruno. In realtà arriva Punzi tutto solo, con il terzo occhio Segovia l'ha visto. Di Vanei per Di Fonso. Questa volta Bruno non ci casca. Rimessa in favore del Giovinazzo, proteste di Bruno. Di Battista chiede calma al numero 6. Di Vanei. Di Fonso. Lascia sul posto Bruno. Centralmente fa sportellate con Punzi. Tiene botta Bernardo Di Fonso. Scarico per Di Vanei centralmente. Apertura per Palumbo che sbaglia il controllo. Sta giocando davvero bene il Giovinazzo in questa fase centrale del primo tempo. Naturale conseguenza l'applauso da parte del pubblico di casa. Palumbo si autolancia, cerca Tanche, intercetta Segovia, lo stesso fa Di Fonso su di lui. Di Vanei rotia sul pallone, poi pallone in profondità, arriva Palumbo. All'ultimo momento Palazzo sparacchia il pallone in tribuna. Di Vanei, siamo già sulla banda opposta. Di Fonso, Palumbo, tentativo velleitario del 23, nessun problema per Palazzo, mentre ha già perso palla l'Itria. Lo stesso il Giovinazzo, con Tanche che non riesce a controllare lo scarico di Palumbo. Ritmi che si sono intensificati. Segovia, chiuso da Di Fonso. Possesso Itria. Ferri fa un contromovimento ed eccolo servito, chiuso però da Di Vanei. Tanche con l'esterno per Di Benedetto. Di Vanei.
Tanche, scambiano i due. Di Benedetto, apertura per Di Fonso, errata, pallone direttamente fuori. Segovia dalle retrovie, cerca in profondità Foppa, per poco non lo trova, mentre Tanche è già pronto nella tre quarti campo avversaria a gestire il pallone, in coabitazione con Divanei. Di Fonso, Divanei, Tanche ancora per Divanei, gestisce il possesso in questa fase del match il defender. Prima di gran carriera Punzi, ma il pallone era uscito ancora prima dello scontro tra i due. Divanei non si allontana e rimedia un cartellino giallo per non aver rispettato la distanza minima per consentire la battuta dalla rimessa laterale. Terzo ammonito del match Divanei dopo Palumbo e Bruno. Punzi, arriva Ferri che si scontra con Di Benedetto. Sicuramente è una situazione che Di Benedetto non ha accettato in maniera serena, è arrivato anche un colpo fortuito al volto. Sono chiariti i due, fatto sta che il possesso rimane in favore degli ospiti. Foppa, pallone vagante allontanato da Di Benedetto, c'è spazio per Punzi con il tacco di Benedetto in calcio d'angolo, di capo abbattuto. Questa è l'azione più nitida dell'Itria, il tentativo nello specchio della porta. Segovia si coordina, pallone calciato malissimo, termina addirittura in fallo laterale. Giovinazzo che riparte da Divanei, Di Benedetto, Cutrignelli, Divanei, ancora Cutrignelli, Divanei tra le linee, pressione di Foppa, efficace perché l'Itria guadagna una rimessa laterale. 5:43 da giocare, si andrà avanti tutto d'un fiato perché i due time out sono già stati impiegati nella prima parte di frazione. Bella palla in avanti di Semeraro verso Foppa, scontro con Cutrignelli, irregolare, quarto fallo Giovinazzo anche. Foppa, la domada, fermato da Di Benedetto, bella palla per Cutrignelli, Ferri capisce tutto, si agganciano i due, si continua a giocare, proteste da una parte e dall'altra. Gli arbitri assegnano una rimessa laterale in favore dell'Itria. Semeraro, Ferri, ancora Semeraro, chiede palla a Foppa, ma si va sulla banda opposta, la domada, chiuso da Di Benedetto, si allunga la maglia del giovinazzese, tutto regolare. Foppa, pressato da Cutrignelli, costretto a tornare all'indietro William Foppa per trovare lo spazio giusto. La domada, chiuso da Torre Di Benedetto. Parziale dagli altri campi. Nel frattempo Benevento avanti 2-0 a Campobasso sul Cusmolise. 4-0 del Sulmona sul fanalino di coda Mascalucia. Palumbo verso Fanfulla, pallone impossibile da raggiungere per il giovane prodotto del settore giovanile del Giovinazzo.
Sono mancati solamente i gol in questa prima parte di stagione, non le prestazioni di un Fanfulla sempre più inserito nel contesto di una squadra di altissima prestazione. Foppa dalla distanza, lontana di Benedetto. D'Aversa la battuta. Foppa cerca Semeraro, chiuso da Di Benedetto, poi sparacchia via il tentativo offensivo di Fanfulla. Foppa. A gioco fermo si agganciano Foppa e Fanfulla, arriva immediatamente il signor Fantino a parlare con i due, chiarimento, e allora si può ripartire. Palumbo, Cutrignelli, ancora per Palumbo, alza a campanile questo pallone, Fanfulla prova a controllarlo, riesce anche a girare verso Cutrignelli, anticipato da Palazzo, giocata di D'Aversa chiusa a sua volta da Di Fonso. Tornato in campo anche Bruno per questi ultimi 3 minuti e 44 secondi che ci separano dall'intervallo. La Domada, Bruno, D'Aversa, scivola Bruno, anzi no, c'è fallo di Fanfulla ai suoi danni. Quinto fallo, defender Giovinazzo, bonus esaurito. D'Aversa si accentra, Bruno perde palla, Cutrignelli alza questo pallone che tocca il tetto del Palapansini. Ancora Bruno, D'Aversa, Bruno, nuovamente per D'Aversa, lo segue Cutrignelli, la chiusura è del 17 biancoverde, calcio d'angolo Itria. La Domada bacia il palo più lontano, il suo diagonale, e gonfia la rete per il 2-1 dell'Itria. (16 minuti 55 secondi sul cronometro). Arriva il gol di La Domada a dimezzare il risultato. Primo gol in stagione per lui, dicevamo, una stagione caratterizzata da tanti problemi di natura fisica. Adesso finalmente una soddisfazione per lui. Cutrignelli da posizione favorevole, sparacchia in curva. Occasionissima per il Giovinazzo da riportarsi sul +2. E adesso veramente gran giocata per La Domada in due tempi. Ottima la risposta di Capua che serve Cutrignelli. Ancora Cutrignelli, tocco morbido. Nicola Cutrignelli questa volta non fallisce. Giovinazzo 3-1 avanti sull'Itria. (17 minuti 22 secondi). Aumenta nuovamente il divario in favore del Giovinazzo, con la quarta rete di Nicola Cutrignelli in maglia bianco-verde. Aveva fallito poco fa un'occasionissima, tutto solo nel cuore dell'area di rigore. Adesso sfruttato al meglio l'assist di Capua. D'Aversa non riesce a controllare il pallone. Itria che si vede immediatamente respinto. Itria che aveva segnato il gol del 2-1 e che poteva magari anche gestire al meglio la situazione nella quale il Giovinazzo non può più commettere fallo, visto che il bonus lo ha esaurito. Ottima l'uscita, pressing adesso, sbaglia tutto però Cutrignelli. D'Aversa a sua volta commette un errore banale e allora nuovamente Cutrignelli in possesso palla. Tunnel, Tanche! Un rigore in movimento fallito da Luca Stanche. Bruno,
D'Aversa. Lo aspetta come sempre Cutrinielli, che questa volta mette il pallone fuori. Segovia, seguito da Divanei. Segovia, chiamato alla deviazione volante di Capua. D'Aversa, stavolta è Di Benedetto ad aspettarlo. Di Benedetto che ha preso il posto di Cutrinielli. Segovia tra le linee, raddoppiato, chiuso da Di Fonso e poi triplicato, perde palla. Segovia, attenzione, Segovia, la finta, ancora Segovia. Tira con la punta addosso a Di Capua, pallone che si era allungato. Così come troppo lungo adesso il lancio di Capua a cercare Tanche. Nuovamente il possesso palla Bruno. Segovia. Lo aspetta Divanei. L'ultimo tocco però è del 10 dell'Itria. Bravo Divanei a recuperare un possesso. Di Fonso. Di Benedetto. Ancora Di Fonso. Si allunga il pallone e poi è lui l'ultimo a toccarlo. 1 minuto alla fine del primo tempo. 3-1, defender Giovinazzo sull'Itria. Di Fonso recupera palla su D'Aversa. Di Fonso! Determinante la deviazione di Palazzo con la testa. Oso cammina da una parte all'altra della zona di competenza mister Menini, perché sono state tante le azioni fallite dai suoi giocatori. Tanche per Divanei, tocco morbido! Divanei, doppietta per lui, saluto alla telecamera e 4-1, defender Giovinazzo. (19 minuti 27 secondi). Giustifica quanto fatto in questa seconda parte di primo tempo il Giovinazzo, dove ha creato davvero un'infinità di palle gol anche di un certo spessore. Arriva il 4-1 di Benedetto e adesso sicuramente nell'intervallo Bruno dovrà cercare di capire quale sarà la reazione che bisogna dare a una prima frazione che era cominciata bene, che poi pian pianino si è andata a spegnere. Bruno raddoppiato, Di Fonso recupera palla, Di Fonso per Di Benedetto, traversa da 0 metri, ma non c'è più tempo. Si va negli spogliatoi con il Giovinazzo avanti 4-1 sull'Itria al Pala Panzini. Ci risentiamo per il secondo tempo del match.
Nuovamente collegati con il Pala Pansini per seguire insieme il secondo tempo di Defender Giovinazzo Itria. Gara, ricordiamo, valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie A2 Elite Girone B. Prima giornata del girone di ritorno. Risultato quasi simile a quello che fu il finale della gara d'andata, dove il Giovinazzo si impose a Fasano per 4-2. Partita in cui fu grande protagonista Tanche, che all'esordio in Serie A, all'esordio in Italia, realizzò una doppietta insieme ai gol di Palumbo e Menini, mentre sul fronte opposto furono Segovia e Semeraro ad andare in gol. Oggi invece il protagonista è stato Divanei con una doppietta insieme a Fanfulli e a Cutrignelli, mentre la Domada aveva accorciato momentaneamente le distanze, gol del 2-1. Una partita che ha visto Giovinazzo uscire alla distanza e giocare davvero un gran futsal, prodotto tantissime palle gol, soprattutto dopo aver sbloccato il risultato. Sul fronte opposto un'Itria che aveva cominciato meglio dell'avversario, poi dopo il time out di Menini qualcosa è cambiato nel Giovinazzo e l'Itria non ha saputo prendere le giuste misure. Adesso Punzi recupera palla di Benedetto, il tentativo e la rete di Foppa. Subito Itria protagonista in questo avvio di ripresa con William Foppa dopo 36 secondi e 4-2. Alla prima disattenzione il Giovinazzo becca gol in questa ripresa. Gol Foppa, bravo a sfruttare al meglio lo scarico di Punzi, tutto solo da banda destra, superato Di Capua, seconda rete stagionale per Foppa. E 4-2, è una partita che ovviamente è ancora tutta da giocare, con il chiaro intento da parte dell'Itria di recuperare i 2 gol di svantaggio. Foppa, pallone deviato da Di Benedetto, ma l'arbitro non è del mio stesso avviso e quindi possesso Giovinazzo. Di Fonso, pressione di La Domada fallosa, calcio di punizione Giovinazzo e dopo 1 minuto e 2 secondi arriva il primo fallo della ripresa. Primo tempo Giovinazzo che ha esaurito il bonus falli, ma ha avuto la capacità di non mandare a tiro libero l'avversario. Di Fonso, anche lui grande protagonista del primo tempo. Di Benedetto, l'imbucata, palla per Tanche, allontana il pericolo Ferri. Non è andato in gol Di Fonso, ma il suo primo tempo è stato davvero scintillante. Approfittiamo anche per vedere quelli che sono i quintetti iniziali di questa ripresa. Di Capua, Divanei, Di Benedetto, Di Fonso, Tanche per il Giovinazzo, Palazzo, La Domada, Punzi, Ferri e Foppa per l'Itria. Battuta errata di Di Fonso e quindi possesso che passa tra i piedi dei giocatori avversari. Sbaglia La Domada, lo stesso fa Tanche, anche Di Benedetto. Prova a mettere ordine Punzi dalle retrovie. Ferri in profondità verso La Domada, controlla benissimo il pallone il 18. Poi è bravo Di Fonso a guadagnare una rimessa laterale facendo sbattere il pallone sulle gambe del 18 avversario. Tanche, Di Fonso, pressato da La Domada, questa volta tutto regolare. Punzi parte, arriva Di Capo a sparacchiare via il pallone. Proteste per una presunta infrazione da parte di La Domada. Non è dello stesso avviso Giulio Fantino di Savona, che sta conducendo il match in coppia con Luca Di Battista di Avezzano. Crono, ricordiamo, Sergio Antonio Di Gregorio di Molfetta. Di Fonso lascia sul posto La Domada, poi lo scarico verso Divanei, ancora sul secondo palo per un Di Fonso che arriva
non proprio convinto, e quindi pallone che termina a fondo campo. Ferri, Punzi, Foppa, cerca e trova la domada, prova a superare Di Fonso, ci riesce in parte, possesso Itria ma in fallo laterale. Ancora Foppa a cercare Punzi, mette giù il pallone il capitano. Itria, che ricordiamo deve fare a meno di Ricci, un'assenza anche in casa Giovinazzo con l'indisponibilità di Capitan Piscitelli. Per un 14° turno che oggi si completa. Tra poco cominciano le ultime 2 gare di questa giornata, mentre al venerdì sono arrivate le vittorie di Taranto e Lazio rispettivamente contro Italpol e Soverato. Giovinazzo che prova a rimanere in scia delle primissime. In caso di vittoria oggi andrebbe a quota 25, la partita è ancora tutta da giocare. Itria che invece vuole provare ad uscire dalla situazione che la vede adesso impelagata in zona play out con 13 punti. Palumbo lotta con D'Aversa, Divanei, Cutrignelli, chiuso da Ferri, ancora Divanei, si prova sulla destra con Palumbo, movimento di Fanfulla, pallone però intercettato ancora prima di arrivare a destinazione da Punzi. Divanei, pressione di D'Aversa, allora si va dalle parti di Stino di Capua, ancora per Divanei, Palumbo chiede palla a Fanfulla, visto il ritardo anticipato da Segovia che ha già servito D'Aversa. L'ultimo tocco è del 22 giallo-rosso-blu. Cutrignelli, pallone sporcato proprio da D'Aversa. Si riprenderà con una rimessa laterale quasi in zona rimessa da fondo campo. Cutrignelli in profondità, fallo in attacco di Fanfulla su Bruno. Primo fallo dalla ripresa commesso dal Giovinazzo. Segovia di testa, cerca di tenere in campo il pallone, ci riesce. Poi il rimpallo favorisce Giovinazzo, proteste di Menini nei confronti del direttore di gara, sbaglia tutto Divanei, D'Aversa, il rimpallo col pallone che termina in calcio d'angolo, già battuto. Proteste da Giovinazzo, Segovia, tiro respinto da Palumbo, arriva Fanfulla, prova a ripartire e poi sparacchia il pallone Bruno. Fase del match non proprio lineare. Mentre l'arbitro chiede agli elementi della panchina del Giovinazzo di restare seduti predicando calma. Cutrignelli, Divanei, seguito da Segovia, tacco per Palumbo che prova in avanti a cercare e trovare Fanfulla, lo scarico per Cutrignelli, ancora Fanfulla, questa volta lo scarico trova Segovia, errore del 10, Divanei ci mette una pezza, ritorna in possesso palla il Giovinazzo con Cutrignelli che poi calcia nuovamente dalla distanza come in occasione del gol dell'1-0. Stavolta però manca la precisione al calciatore barese. 5 minuti volati via nella ripresa, risultato di 4-2. Bruno chiuso benissimo da Fanfulla. Divanei prova a ripartire per il Giovinazzo, lancio in profondità verso Cutrignelli che controlla male il pallone, termina direttamente a fondo campo. Segovia tra le linee si propone Bruno, eccolo servito, ancora Segovia,
accelera il 10, ancora Segovia, centralmente Segovia con l'esterno, poi c'è la chiusura determinante da parte di Divanei. Possesso Itria, ancora Di Capua, si distende, favorisce la ripartenza di Cutrinelli toccato da Semeraro, calcio di punizione e ammonizione per il numero 13 dell'Itria. Quarta ammonizione del match, 2 per parte, Palumbo e Divanei per il Giovinazzo, Bruno e Semeraro per l'Itria. Itria che sale a quota 2 infrazioni in questo secondo tempo. Di Battista va a sistemare la barriera dalla distanza per battere questo calcio di punizione. C'è Tanche sul pallone. Parla con la panchina, arriva il fischio del direttore di gara. Tanche direttamente verso la porta. Palazzo la alza in calcio d'angolo. Tanche ancora una volta, questa volta blocca Palazzo, che serve il più vicino Segovia. D'Aversa. Bruno. Ancora per D'Aversa. Si propone Bruno in avanti. Si va dalle parti di Semeraro. Ancora Bruno. Lotta con Cutrinelli. Pallone fuori dal rettangolo di gioco. Fuori Divanei, dentro Di Fonso per il Giovinazzo. Palumbo. Di Fonso. Lascia sul posto Semeraro, è partito Di Fonso. Apertura per Tanche. Di Fonso centralmente, pallone a fondo campo. Palazzo per D'Aversa. Bruno, c'è la risposta di Capua. Cutrinelli. Chiusura di Semeraro, mette ordine alle giocate D'Aversa. Palla per Bruno. Segovia. Semeraro anticipato da Palumbo. Tanche. Palumbo con la punta. Respinta di Palazzo. Di Fonso. Cutrinelli. Palumbo carica il destro, il tentativo, grande risposta da parte di Palazzo. Vicinissima la quinta marcatura alla compagine di casa. Palumbo si va a complimentare con l'estremo difensore avversario. Tanche. Bella l'idea, manca la precisione. Palazzo verso D'Aversa, pallone troppo profondo, mentre chiama maggiore attenzione Menini, chiede ai suoi di rimanere più compatti, di non allungarsi, altrimenti in quello spazio per l'Itria diventa davvero bello giocare. E qua è bravissimo Tanche ad anticipare, Palazzo in uscita, colpo di testa del 51 e arriva il 5-2 del defender Giovinazzo. Lucas Tanche, arriva anche il suo nome sul tabellino dei marcatori odierni. 11ª marcatura stagionale per lui. E qui Palazzo ha cercato in qualche modo di ostacolare il bomber biancoverde, ma nulla da fare. Fallo di Cutrinelli su Punzi. Calcio di punizione Itria.
Gol davvero importante quello messo a segno da Luca Stanche, che riporta sul +3 il Giovinazzo, quando però di minuti nella ripresa ne sono quasi passati 8. Qui tra poco dovrà cominciare ad accorciare i tempi delle giocate l'Itria se vuole rientrare in partita. Di Fonso, pallone toccato da Semeraro, rimessa sempre in favore dei padroni di casa. Itria versione trasferta, niente male, squadra che ha fatto più punti lontano da Fasano che in casa. 9 quelli esterni, 4 quelli interni. Di Benedetto per Cutrinielli, Cutrinielli non riesce a tenere in campo il pallone, mentre si comincia a scegliere la maglia da portiere di movimento sulla panchina dell'Itria. Vediamo quale numero uscirà. Cerchiamo anche di anticipare i tempi anche noi. Ferri, Foppa, Punzi, la Domada si trascina il pallone oltre il rettangolo di gioco dopo aver cercato di superare Divanei. Di Fonso, Di Benedetto, Divanei, sale l'84, palla per Tanche, raddoppiato, chiuso in maniera regolare. Ferri poi inciampa sul pallone, vediamo cosa decide l'arbitro. Di fermare un attimo il gioco perché bisognava recuperare un parastinchi perso durante l'azione da Ferri. Foppa per la Domada, doppia pressione, tiene botte il numero 18 dell'Itria e poi però non riesce a gestire il pallone. Divanei, Di Benedetto, ancora per Divanei, apertura per Di Fonso sulla destra, vede il da farsi l'argentino, prova a superare la Domada, ci riesce in parte, poi lo scarico verso Tanche, trova la copertura di Ferri. Punzi riparte per l'Itria, supera Di Benedetto, ancora sterzata, poi Ferri, la Domada, apertura per Foppa dalla destra, Punzi, sterzata, Punzi, c'è la chiusura di Tanche in calcio d'angolo. Allontana il pericolo dopo calcio d'angolo di Punzi di Fonso. Ancora Punzi, controllo ottimo con il petto, respinge Di Capua. E poi il rimpallo favorisce il Giovinazzo. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara. La Domada su Di Fonso che tiene botta, sbaglia poi Di Benedetto. Ferri riparte per l'Itria. Foppa. La Domada. Ferri. Ancora per Punzi. Ferri. Vede il da farsi, cerca Foppa. Pallone errato
Così come nel secondo tentativo, sempre chiuso da Di Benedetto. Punzi dalla distanza, centra ancora Di Benedetto. Tanchi in avanti per Di Fonso che prova a gestire il pallone. Glielo scippa Foppa. Punzi chiama il time out. Palermo, vice di Menini. Ferri. Apertura verso Punzi. Arriva Foppa! Forse c'è deviazione, anzi no. Pallone a fondo campo. Time out Giovinazzo. Otto minuti e 52 secondi ancora da giocare qui al Pala Panzini. Siamo sempre sul 5-2 in favore del Giovinazzo. Ammonizione per Rafinha, uno dei tecnici dello staff di Menini. Durante il corso del time out, Divanei. Palumbo in avanti verso Fanfulla, non controlla il pallone. Segovia, bella palla in avanti per Semeraro, rimane in piedi Di Capua e mette in fallo laterale. Segovia è partito, ancora Segovia, ancora Di Capua, bravissimo. D'Aversa, pressato da Fanfulla in maniera positiva. Sbaglia lo scarico D'Aversa con Segovia che gli andava incontro. Palla depositata in fallo laterale. Divanei riparte per il Giovinazzo. Palumbo, Divanei. Pressione di Segovia, ancora Divanei. Cerca in qualche modo di allontanare il pericolo, ci riesce. Fanfulla lotta con Bruno, avversario non semplice. Arriva poi il raddoppio di D'Aversa, tutto regolare secondo il direttore di gara. Semeraro, Bruno, fallo di Fanfulla su Bruno. Terza infrazione del Giovinazzo, mentre Segovia prova a uccellare Di Capua, di poco fuori dai pali. Ammonizione per Fanfulla per proteste. Di Capua dalla distanza dà indicazioni a Fanfulla. Gioca col cervello, ovviamente, perché un giocatore come Bruno ti prende anche dal punto di vista psicologico. Palumbo, Bruno anticipa Fanfulla, palla per
Segovia, pardon, chiuso da Divanei. Di Benedetto. Arriva il gambone di D'Aversa, palla in fallo laterale. Palumbo inspiegabilmente lancia in avanti un pallone che poi assume una traiettoria stranissima, termina nuovamente in fallo laterale. Fatto sta che il possesso passa tra i piedi dei giocatori dell'Itria. Devono cominciare ad affrettare ulteriormente i tempi. 6 minuti e 59 secondi hanno a disposizione per recuperare le 3 reti di svantaggio. Segovia calcia direttamente verso la porta, non c'è stata deviazione e quindi non è gol. Fuori Divanei di Benedetto, dentro Di Fonso e Tanche. Eccolo l'argentino a gestire il pallone in coabitazione con Cutrignelli. Palumbo con l'esterno, controlla il pallone, poi in avanti verso Tanche, capisce tutto Palazzo che sparacchia via il pallone. Fase di stanca del match, probabilmente preparatoria poi un serrate finali. Cutrignelli morbido a cercare Tanche, alleggerisce poi D'Aversa, palla per Semeraro che non riesce però a partire. Bruno per Segovia. Semeraro per Segovia, pallone troppo corto, capisce tutto Cutrignelli, Di Fonso e Tanche, manca l'appuntamento con il tentativo al volo. Bruno D'Aversa, pallone errato e allora nuovamente Giovinazzo al limite dell'area di rigore, ancora Di Fonso per Tanche che non si trova nella posizione giusta col corpo per poter ribadire in rete questa imbucata. Pallone tra l'altro alto, non semplice da deviare. Segovia in profondità per D'Aversa, impossibile da raggiungere questo pallone. Volato via un altro minuto, 6 ancora da giocare. Palumbo, Cutrignelli, si fa sentire il pubblico del Pala Panzini a supporto dei propri beniamini, perde palla Cutrignelli e poi è incredibile l'autogol dello stesso Cutrignelli nel cercare di chiudere su Segovia. Autogol di Cutrignelli, 5-3. (14 minuti 16 secondi). Un autogol di quelli stranissimi da parte di Cutrignelli consente all'Itria di accorciare le distanze nuovamente. Errore di Cutrignelli, errore a sua volta grave di Segovia, tu per tu con Di Capua. Poi lo stesso Cutrignelli, il tentativo di spazzare via il pallone con un fendente insacca nella propria porta. Di testa Palumbo, pallone recuperato da Palazzo. Vediamo se questa rete porta un po' di coraggio all'Itria. Di Fonso, Cutrignelli, Palumbo, tra le linee trova Di Fonso, bella la giocata. Ancora per Cutrignelli, l'imbucata intercettata da Semeraro. D'Aversa apre verso Segovia con l'esterno, ottimo Di Fonso in fase di copertura. D'Aversa, movimento sia di Bruno che di Segovia, ancora D'Aversa. Rimpallo
favorisce Bruno. Semeraro, Segovia, vince il rimpallo con Di Fonso, ancora Segovia, nuovamente Segovia, questa volta chiuso da Palumbo, si scontra poi con Segovia, il numero 23, rimane per terra Segovia. Di Fonso calcia alle stelle, viene fermato il gioco perché c'è il time out chiamato dalla panchina dell'Itria. Quattro minuti e 22 secondi ci separano dalla fine del match. Giovinazzo avanti 5-3. Segovia, lo segue Palumbo, i due si sono scontrati poco prima del time out. Recupera palla Tanche, Palumbo, bella palla per Tanche, palo interno di Tanche, Palazzo se lo ritrova tra le mani. Occasionissima per il 6-3 da parte del Giovinazzo. La Domada difende il pallone, D'Aversa, Segovia, apertura per Bruno, arriva Palumbo in estirata. C'è un fallo retroattivo assegnato contro l'Itria, credo quello ricevuto da Palumbo poco prima del palo interno di Tanche. Conto delle infrazioni che segna 3 pari quando mancano 3 minuti e 35 secondi alla fine del match. D'Aversa non riesce a superare Di Fonso, adesso recupera la palla il 10. Tanche, bravissimo Palazzo. D'Aversa trova Segovia tra le linee, la Domada apre verso Bruno, pallone impossibile da raggiungere per il numero 6 dell'Itria. Intravedo camminare Punzi con la maglia da quinto di movimento, vediamo quando lo proverà Bruno. Divanei, Tanche si propone Di Benedetto, Tanche pensa troppo e poi Di Benedetto si ritrova 2 avversari addosso, perdendo palla. Foppa, passaggio in orizzontale errato, ancora Di Benedetto, lotta nuovamente con Foppa che recupera e rimedia all'errore precedente. Ferri, Bruno, sbaglia anche Bruno, alza questo pallone Di Fonso, in uscita in qualche modo Palazzo rimedia. Arriva Tanche, opposizione di Foppa che viene centrato in pieno polpaccio, un po' di dolorino lo accusa. Ancora Tanche, in spaccata Palazzo evita guai maggiori. Chiama lo schema Di Fonso prima di recuperare il pallone.
2:36 ancora da giocare. Errore da parte del Giovinazzo, mentre eccolo Punzi, power play al posto di Palazzo, rischia subito l'Itria. Ferri dietro per Bruno, si mettono in ordine adesso i giocatori dell'Itria. Ricordiamo il prossimo turno 17 gennaio, Mascalucia, Giovinazzo e Itria Melilli, che si giocherà come sempre al venerdì e quindi il 16 di gennaio. Rimessa Giovinazzo, mentre Palazzo torna tra i pali. Anche per Divanei, pallone profondissimo, termina in zona panchina Itria. Tornato Punzi in campo con la maglia da quinto di movimento. Vediamo cosa accade adesso. Bruno chiama lo schema. 2 minuti esatti alla fine del match. Punzi con l'esterno per Foppa. Alza il tentativo. Ghiotta occasione per l'Itria. Di capo in profondità verso Cutrinielli, che sbaglia il controllo e regala il possesso agli avversari. Torna Punzi, il luogo di Palazzo. Bruno sale al piccolo trotto. 100 secondi ancora da giocare. Ferri, Punzi, Bruno, Foppa, Ferri, ancora per Bruno, cerchio di centrocampo. Si propone centralmente Ferri, l'apertura sulla destra per Foppa. Buona l'idea, ma Foppa era troppo arretrato per raggiungere il pallone. Divanei in profondità, troppo in profondità, altro errore da parte del Giovinazzo, che sicuramente questo finale di gara non sta gestendo al meglio il possesso palla, favorendo tra l'altro l'inserimento del quinto di movimento dell'Itria. Ferri, Segovia, Punzi, fa girare palla l'Itria. Foppa, Bruno, Ferri. Siamo entrati nel frattempo nell'ultimo minuto del match. Foppa, Bruno, pallone sporcato da Di Fonso ma recuperato da Segovia. Errore da parte del 10, palla in fallo laterale. 44 secondi ancora da giocare. Di Fonso supera 2 avversari, palla per Palumbo, ancora Di Fonso per Cutrinielli. È un gioco da ragazzi per Nicola Cutrinielli, mette dentro l'assist al bacio di Di Fonso che vale il 6-3. Rete numero 5 in campionato di Cutrinielli, che oggi di gol ne ha fatti 3, 2 nella porta avversaria, 1 nella sua. E parte la festa al Pala Panzini. Questo +3 che ovviamente sa di vittoria a 24 secondi dalla fine. Una vittoria importante per il Giovinazzo, che sale a quota 25 punti in classifica, a 2 punti dal Taranto quarto. Rimane soddisfazione di essere lì nelle migliori, tra le migliori.
Questo 2026 che dovrà dare delle conferme alla squadra di Gustavo Menini. Purtroppo a posto, ovviamente ancora tanto da registrare ad Unitria, che ovviamente può e deve fare meglio. A questo lo sanno benissimo Bruno, gli altri componenti della società. Cutrignelli guarda il cronometro, arriva il suono della sirena al Pala Panzini. Il Giovinazzo comincia nel migliore dei modi il 2026 superando per 6 reti a 3 l'Itria. È tutto dal Palazzetto dello Sport di Giovinazzo. Da parte di Gianluca Valente un grazie per averci seguito in questo primo appuntamento del nuovo anno, e risentirci con i prossimi impegni interni del Defender Giovinazzo, sempre qui sulla pagina della divisione Calcio a 5. Buonasera a tutti.